Un'occasione per stare insieme nel periodo natalizio, passando una mattinata piacevole e promuovendo l'utilizzo della bicicletta. È l'intento della Pedalata del Grande Elfo, l'evento che si è svolto sabato mattina da Santa Margherita Ligure a Portofino, organizzata dai due comuni insieme alla FIAB Vivi in Bici. Un'ottima occasione questa della Pedalata del Grande Elfo, proprio per promuovere intanto un percorso meraviglioso e poi diciamo la bicicletta come mezzo ambientalmente sostenibile e salutare. Non escono poco in bicicletta qui a Santa Margherita, allora si dà un contributo per farlo uscire di casa. Il pubblico credo che partecipi molto ed è una cosa piacevole per bambini e anche per adulti. E insomma una bellissima giornata perché si promuove l'uso della bici anche per i più piccoli e allo stesso tempo si sta insieme per queste feste di Natale, quindi insomma una bellissima giornata. Buongiorno a tutti, io sono Gedeone, sono il Grande Elfo e sono qui per aspettare tutti i bambini che hanno voglia di partecipare a questo bellissimo evento che ha organizzato il Comune di Santa Margherita con l'associazione FIAB e siamo pronti per partire da qua e andare tutti insieme in bicicletta fino a Portofino. 5 km lungo la strada che costeggia il mare, poi l'arrivo in piazzetta Portofino e merenda. È una battuta a caso, com'è andata? Benissimo, benissimo, partecipiamo anche noi infermieri per il benessere, per la salute, prevenzione, parliamo tanto di prevenzione, meglio che una biciclettata con questa giornata meravigliosa non c'è. Una bella iniziativa, siamo venuti con i bambini, mia figlia, si sono divertiti. Benissimo, tutti contenti, bellissima giornata di sole, tanta gente. Carino perché quando ci sono i bambini è tutto bello. Sono soddisfatto perché è la prima volta che riesco a venire in bicicletta in piazzetta Portofino. È un'occasione per ravvivare un po' il periodo prenatalizio, che solitamente sono periodi in cui c'è una poca affluenza nel nostro territorio, forse per la neve, per poi le famiglie sono un po' più concentrate per la preparazione dei regali e quant'altro.